Porto Gruaro, stamani i gruppi consigliari di maggioranza, con il sindaco Antonio Bertoncello ed altri colleghi sindaci, hanno organizzato davanti all'ospedale San Tommaso dei Battuti un presidio per testimoniare la volontà tesa a salvaguardare i servizi sociosanitari del portoguarese. Presenti all'iniziativa, oltre ad alcuni esponenti del Partito Democratico e di rappresentanti delle associazioni, anche un discreto numero di cittadini. Insomma, l'opposizione non può certo dire che non c'era un cane a questo presidio. L'intervento dell'onorevole Rodolfo Viola è stato interrotto per alcuni attimi dall'ingresso di una simpatica signora, la quale a gran voce ha detto che l'ospedale non deve essere chiuso perché serve a tutti. Il punto vero è la coesione territoriale. Non si serve l'ospedale, che qua l'ospedale serve per tutti, per i vecchi, per i grandi, per tutti. E non si serve niente, e non ti spendere soldi per aver messo a posto l'ospedale, per dopo saranno per far cosa. Resta verde che stai sempre verde. E saluti, arrivederci. Come che è successo? È una vergogna se lo chiudete. Come che si chiama? Signora Anna? No, mi non sono Anna, mi sono qui. Esatto. E basta. Mi sono qui, basta. Non so. Allora, il punto vero è trovare, come dire, un punto di coesione territoriale. Il rischio su questa partita è che, come hanno già detto, sia per questioni politiche, io sinceramente faccio fatica a capire come si possano su questi temi trovare posizioni così diversificate e che non tengono in conto dell'interesse territoriale in nome di una fantomatica progetto a di là da venire. Io penso sia fondamentale, a me spiace, lo dico francamente, che non siano presenti tutte le forze politiche qui oggi, di tutto il territorio, perché non è una battaglia dei portogruaresi e di alcune forze politiche, è una battaglia di tutti. Sarebbe stato bene che fosse stato qui il Presidente della Conferenza dei Sindaci, sarebbe stato bene che fosse stato qui il Presidente della Conferenza dei Sindaci alla legge regionale 16, perché questo territorio o si salva tutto assieme o non si salva. Il rischio vero che noi stiamo correndo è che in questa maniera, sentivo dire qualcuno prima Venezia, ecco, corriamo ancora il rischio che a Venezia decidano le cose e poi ci passino sulla testa. Riconfermo, i sindaci hanno preso una decisione molto importante l'anno scorso, di grande intelligenza, va confermata quella impostazione e va portata a termine. Questo permetterà di avere più servizi sia a Portogruaro ma anche negli altri ospedali, perché guardate che i problemi sono analoghi anche nel resto del territorio. Qui abbiamo l'aggravante del fatto di avere il Friuli vicino con tutto quello che vuol dire in termini di costi. Su questo noi chiediamo alla Regione che ad esempio apra una trattativa seria e vera con il Friuli, perché questo non diventi più un costo per il Veneto orientale, ma sia in un rapporto, come dire, di contrattazione con il Friuli, perché questo è evidente una disparità che stiamo soffrendo, aggiunta all'altra, e questo è l'altro punto vero che andrebbe rimediato, io mi auguro che la Regione possa farlo, che è il riparto. Cioè non è pensabile che qui si continui a fare sanità con molte meno risorse rispetto a quello che fanno nel resto del Veneto. Questo vale per San Donà, vale per Portogruaro e vale per Jesolo. Va chiusa definitivamente la vicenda, lo dico pur da San Donatese, la vicenda della casa di cura di Zola, perché è evidente che continua ad essere un appesantimento dei costi di questa ASL che diventa l'alibi poi per non fare le scelte che invece possiamo fare. Parliamo di cosa fratesiano, dopo può essere valevole.